Non sono piaciute le affermazioni fatte dal presidente dell'Akragas al termine della partita con il Pro Favara. A tal riguardo è pervenuta una nota stampa in cui il presidente Rino Castronovo e tutta la dirigenza del Pro Favara rimangono stupiti, basiti dal comportamento e dalle dichiarazioni rese dal presidente dell'Akragas Giovanni Castronovo durante la conferenza stampa tenuta nel post partita Akragas Pro Favara, che sono facilmente riscontrabili nei filmati pubblicati in diversi siti da diverse testate. Ma diciamo che era una partita molto sentita, forse più da parte di loro che da parte nostra. Certo è sempre un derby, però vedo che a Favara l'hanno caricato in maniera esagerata, come se giocassero la partita della vita. Addirittura quest'estate si vociferava che se l'Akragas non avesse partecipato all'eccellenza forse il Pro Favara non si iscriveva, quindi non capisco tutta questa, come dire, suggestione su questa partita. Per noi era una partita importante come era quella con la Cefaledium, con l'Alcamo, per cui sapevamo di trovare una squadra che avrebbe giocato più a calci che a calcio. Purtroppo così è stato, anche se va fatto complimenti al Favara perché comunque annovera tra le sue fila giocatori di un certo calibro, tra tutti Mariano Cordaro che in alcuni momenti ci ha impensierito, però devo dire che oggi la squadra è stata molto quadrata e ritengo che abbiamo legittimamente vinto una partita dove in qualche frangente è normale che si poteva rischiare qualcosa, però non ricordo particolari parate di Paterniti, mentre qualcuna del portiere di loro la ricordo, per cui ritengo che siano 3 punti molto importanti contro un avversario difficile, un derby sentito anche dai nostri tifosi. Giustamente poi non accettiamo che vengano persone a casa nostra a fare fenomeni, quindi ci dobbiamo fare rispettare quantomeno. Non so questa credine che c'è nei miei confronti a Favara, ma ho le spalle larghe, quindi non... Cioè, voglio dire, mi dispiace perché comunque ho avuto e ho sempre rispetto per Favara, per i favaresi, però forse loro non l'hanno nei miei confronti, quindi pazienza, io faccio la mia parte, non posso, come dire, costringere nessuno. Abbiamo fatto gesti di fair play nella partita di Coppa Italia, sono serviti a poco, pazienza, si vede che ognuno di noi farà la sua strada e comunque auguro le migliori fortune a Favara perché comunque non rinnego le origini. Dichiarazioni infelici che offendono la squadra di calcio del Favara, cittadina che ha dato i Natali ai genitori dello stesso presidente, dichiarazioni rese a caldo subito dopo un derby che possono essere giustificate se rilasciate da normali tifosi ma non da un rappresentante di una delle società più blasonate della Sicilia. Tra le cose dette, Giovanni Castronovo ha evidenziato che la partita sia stata molto sentita dalla squadra ospite che ha giocato più a calci che a calcio, affermazioni che ci permettiamo di obiettare in quanto c'è stato proprio lui durante tutta la settimana nel tentativo di riempire lo stadio Seneto a pompare la gara e la tifoseria di casa, dando al derby l'importanza della partita dell'anno, proclamando anche la giornata biancazzurra. E nel pompare l'ambiente lo stesso presidente si è caricato oltre misura, svestendosi del ruolo di rappresentante di una società, prendendo le sembianze di un ultra, ma non in curva sud, ma in campo e negli spogliatoi. A fine primo tempo, addirittura sotto il tunnel che porta le squadre negli spogliatoi, ha pesantemente spintonato il nostro calciatore, afferma il presidente, reo di avere chiesto spiegazioni al direttore di gara su alcune decisioni prese. L'avvocato Castronovo in più di un'occasione ha provocato i dirigenti del Favara e i tesserati, cercando anche un opportuno scontro fisico, atteggiamento non giustificabile da parte di chi ospita una squadra avversaria. Per fortuna sua l'Akragas non è solo l'immagine del suo presidente rissoso, ma anche tesserati e dirigenti con comportamenti signorili, come appunto il tecnico Mutolo, il direttore sportivo Russello, i dirigenti Capraro e Nobile, che si sono prodigati a far tornare la calma chiedendo scusa sull'atteggiamento del loro presidente. Ma la parte dell'intervista che più ci ha offeso è quella relativa a una vicenda legata all'estate che vogliamo rendere nota. Castronovo in estate aveva dato mandato ai suoi emissari e poi ci ha contattati di persona per una cessione gratuita del titolo della Pro Favara per un trasferimento ad Agrigento, richiesta rimandata al mittente con un secco no. Noi, a differenza di Castronovo, non cancelliamo la nostra storia e i nostri trascorsi. In caso di una crisi societaria avremmo ridimensionato i nostri programmi, ma mai avremmo svenduto o regalato il nostro titolo sportivo, tradendo una città e una tifoseria che ci segue in casa e sempre in trasferta. Come ieri
con una presenza massiccia e calorosa all'Esseneto. Caro Castronovo, noi non facciamo i leoni in casa per poi disertare le trasferte, magari scoraggiando i propri tifosi a una trasferta di appena 9 chilometri. Caro Castronovo, noi non disertiamo i conviviali di fine gara come ha fatto lei nel post gara di Coppa Italia al Broccoleri, addirittura disertando la gara nella città della sua famiglia e dove ha tanti amici, come i tanti dirigenti del Pro Favara che sempre le hanno manifestato il massimo rispetto. Anche quello che ieri il presidente dell'Agrabas, ribadiamo solo lui, non ha avuto nei nostri confronti. Favara e Pro Favara lo aspettano nella gara di ritorno insieme ai suoi tifosi al seguito per farle ricordare cosa significa avere un cuore giallo-blu e soprattutto cosa significa rispetto, corretta rivalità sportiva e senso di ospitalità. Partita maschia, il Favara insomma ha giocato abbastanza pesante. Credo che l'Agragas ha giocato pesante, hanno giocato tutte e due pesante, che nel campo la posta in palla era importante e chiaramente però dico, poi alla fine è stata una partita leale, anche la tifoseria e tutto. Diciamo che queste partite sono così maschi, non c'è niente di pesante, niente di far gridare, questo è.